si è svolta a Quinto di Treviso l'assemblea dei soci del consorzio. Andiamo a sentire dalle voci dei protagonisti il bilancio dell'anno passato. Lorenzo Brugnera, presidente del consorzio Casatella Trevigiana DOP, avete approvato il bilancio e quali sono i punti salienti? Sì, diciamo che anche quest'anno siamo riusciti a fare molte cose perché il nostro è un piccolo consorzio territoriale. Io uso dire che questo consorzio è un brillantino per la provincia di Treviso con il suo prodotto, con questa Casatella Trevigiana, con questo prodotto eccezionale, no? Fresco, leggero, lo puoi mangiare in qualsiasi momento, con qualsiasi prodotto, ma anche insieme alla pizza. Stiamo facendo molti incontri, molti momenti di valorizzare il prodotto con le scuole alberghiere, andiamo con i ristoratori, insomma è tutto un movimento continuo, no, che stiamo lavorando. Siamo andati anche a Caorle, sulla fiera, insomma sono cose che piacciono e vedo che la gente quando assaggia questi prodotti, anche chi non conosce il prodotto, perché quelli che conoscono il prodotto lo usano in maniera costante, quelli che non lo conoscono e si avvicinano a questo prodotto, la prima cosa dove lo troviamo, no? Perché questa è la grande cosa, dove lo troviamo? E sulla nostra, sui nostri punti di vendita, la nostra distribuzione territoriale, sicuramente sì, e speriamo che anche la distribuzione non solo territoriale, ma abbiamo dei contatti con anche dei grossi gruppi, no? Che inseriscono dentro questo prodotto, questa eccellenza di questo territorio. Terenzio Borga, presidente di Aprolav, è un momento importante questa, la consueta assemblea annuale dei soci della Casatella Trevigiana DOP. Un'intuizione per il territorio. Quando è stato costruito il consorzio è stato proprio per dare un'ulteriore tipicità a quella che è la nostra cultura enogastronomica e abbiamo visto che ancora una volta la scelta è stata vincente, perché effettivamente il primo formaggio nazionale a pasta molle comunque ha 15 anni di vita e abbiamo visto i risultati che sta dando. Credo che il nostro territorio sia proprio fortunato proprio per il fatto di questa ricerca continua della qualità e della sicurezza alimentare. Questo lo proponiamo sempre al consumatore e vediamo che il consumatore accetta la nostra qualità, accetta la nostra sicurezza alimentare. Bruno Bernardi, bilancio positivo per il consorzio della Casatella Trevigiana DOP. Sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista anche promozionale. Il 2023 è stato un anno interessante, un anno che ci ha visto partecipare anche ad eventi importanti. La Casatella è andata in TV sia per la Pizza Doc sia per Eat Parade di Gamba Corta, e quindi sono cose interessanti, sono cose belle, sono cose che danno lustro e piacere a questa provincia, perché viene prodotta esclusivamente in provincia di Treviso, che è una provincia meravigliosa sotto tutti i punti di vista. L'importanza della promozione per la Casatella Trevigiana DOP l'abbiamo vista anche con una serie di eventi che si sono svolti nelle località turistiche, e quindi c'è apprezzamento anche da parte dei turisti stranieri. Sì, da 15 anni ormai partecipiamo a queste manifestazioni in riva al mare, sia a Caole che a Bibione, dove incontriamo i turisti stranieri che la trovano molto buona, molto interessante, ed anche quelli italiani che la apprezzano tantissimo. Se posso riconoscere l'importanza della Casatella per valorizzare la provincia di Treviso, per valorizzare il mondo produttivo, per valorizzare anche il consorzio e noi stessi, che siamo partiti 25 anni fa, in primavera del 99, per iniziare un percorso di riconoscimento europeo. Dobbiamo ricordare che è stato il primo formaggio a livello nazionale ad avere questo importante riconoscimento europeo. Noi ci crediamo molto, quest'anno festeggeremo i 16 anni della DOP e sarà un momento importante di valorizzazione.